Atti all'Apostolo, capitolo 19. Paolo a Efeso. Per tramenda Paolo stava a Corinto. Paolo passai per dintre a tutte quelle terre chine montagne e l'Asia minore e arrivai a Efeso. Ca trovai scetti discepoli e ricette a loro: avete avuto Spirito Santo quando siete venuti in da fede? Non avevo manco sentito il riccio che ci sta lo Spirito Santo, rispondettero loro. E Paolo dicette: ma quale battesimo avete avuto? Battesimo è Giovanni, rispondettero loro. Chi è Giovanni, dicette Paolo? Era solo un battesimo di penitenza per chi che volevano cagnare vita a loro. E mi dava tutta gente a credere in quello che sarebbe venuto al paese. E questo è Gesù Cristo. Roppa questa spiegazione, chi li discepoli a Efeso si facettero battezzare in nome del Signore Gesù Cristo. E come Paolo mettette in mano sua in cuore a loro, scendette in cuore a loro Spirito Santo e cominciano a parlare pure loro in delle lingue diverse e fare profezie. Tutte queste erano 12 persone. E quando Paolo trasette in da sinagoga, potette parlare a Dinte per 3 mesi, chiedendo e cercando di fare capace tutte quelle che stavano a sentire, che la parola lo regna di Dio. La Dinte però giustavano certi che avevano una capa tosta e non volettero credere. Anzi, si mettettero pure a parlare malamente innanzi a tutta gente che questa dottrina nuova. E Paolo si arrasai a loro. Spartette i discepoli suoi e continuò a parlare tutte le giorni in da scuola e uno che si chiamava Tiranno. E così Paolo continuò per 2 anni e la gente della provincia dell'Asia, ebrei e greci, potettero sentire la parola del Signore. Rinda tutto quello tempo, Dio facette miracoli e prodigi, tanto rosse, per mezzo di Paolo. La gente era arrivata a un punto che mettevano un cuore malato, tutte quelle maccature e mandasine che erano state a contatto con Paolo, e poi roppe chi si stavano buone. Pure spiriti infame si nascevano a rendere corpo dei malati. E esorcisti e giudei. Tanto pure certi uomini della Giudea, che scacciavano i spiriti, si mettettero pure loro a chiamare il nome del Signore Gesù, uguale a quelli che erano impossessati dal demonio, e ricevano pure a loro: vi scongiuro in nome di Gesù, che Paolo sta pregando, e esci fuori a rindere tutte i malati. Si mettettero a fare questo 7 figli e un certo sceva, che erano ebrei e un capo di prevede. Ma una volta che lo spirito infame rispondette a loro dicendo: io conosco buono Gesù e saccio pure chi è Paolo, ma voi chi siete? E poi l'uomo, che era impossessato da lo spirito infame, si buttò in gola a loro, l'afferrai e rignette mazzate, con tale violenza che loro se ne fuiettero rinda a quella casa a nura e chi ne chiaia in gola. Tutta la gente a Efeso, ebrei e greci, menettero a sapere chi stu fatto, e chi ne meraviglia ricettano: o Signore Gesù è veramente rosso. Parecchie quelle che avevano creduto innanzi a tutta la gente confessavano che avevano fatto infamità. Altre poche erano state fatte chiare, portando i libri loro e a bruciare innanzi a tutta la gente. Facettene pure un conto quanto potessero costare tutti quei libri a bruciare. E verettene che poteva costare più di 50.000 denari e argento. A così la parola del Signore si spandeva e si rinforzava sempre più. E progetto è Paolo. Roppe che si fatta, Paolo si mettette in capo e passava tutta la Macedonia e la Grecia, e poi tornò un'altra volta in da città di Gerusalemme e diceva: prima voglio a Gerusalemme e poi desiderando avere pure la città di Roma. Per un momento mandai in da Macedonia 2 discepoli suoi che la stavano a mano, Timoteo e Erasto. Isse invece si fermò ancora un poco in dall'Asia. Tumulto a Efeso, a smosse gli orefici. Rinda a quello tempo scoppiò in da città Efeso una rivuota in coppa a quella dottrina nuova. Nome che si chiamava Demetrio, che faceva l'arefice, e faceva con l'argento che pelluccia era dea Artemide, e faceva acchiattare parecchi denari a tutta la dea artista. Chi stavano a mettere insieme tutta l'arefice e tutta l'artista, che facevano la stessa cosa e ricette. Paesà, voi sapete che con quest'estate potremmo campare buono e potremmo acchiattare parecchi denari. E mo potete vedere e sentire pure voi come questo Paolo sta facendo capace e sta facendo arrasare noi un giovane gente, non solo in da città Efeso, ma si può ricevere in da tutta l'Asia, dicendo che non so dei quelli che noi facciamo che è mano nostra.
E così ha fatto capace, ha portato fuori a via parecchia gente, non solo il Caifas, ma pure rinda a quasi tutta l'Asia minore. C'è stato pericolo che tutta l'arte nostra non solo non viene più apprezzata, ma nessuno più si piglia cura del santuario della dea Artemide. E è così che la dea, con tutta l'Asia e tutto il mondo, sta sempre adorando per dare tutta la grandezza sua. Sentendo che sta parlata, tutte quante si regnettano nei collari e cominciano a strillare. Assai rosse a dea Artemide per tutta la gente Efeso. In un momento si è ravvuta tutta la città e tutta la gente corretta rindodriata strascinando con loro Gaio e Aristarco, che erano da Macedonia e erano compagni di viaggio di Paolo. Paolo si voleva presentare purissimo innanzi a tutta quella folla, tutti i discepoli suoi invece non lo facevano nascere fuori. Eppure certi capi della provincia, che erano amici suoi, mandavano a dire a Paolo che non si ragazza a trasire in da chi l'utriata. In da chi l'utriata, poi chi diceva una cosa, chi ne diceva nata, e tutta la gente non sapeva chi aveva stato a sentire. E parecchi allora non sapevano manco un motivo perché erano corruti là. Certo, in mezzo a tutta quella gente, volevano far parlare un certo Alessandro, che tutta la breia avevano buttato innanzi a chista, facendo uno zin, camana, che voleva parlare per difendere Paolo innanzi a tutto il popolo. Ma tutta la gente, quando sapevano che chista era una breia, si mettevano a lucare tutti insieme per quasi 2 ore. Rosse a dea Artemide, a dea tutta la gente Efese. Merza fino, un cancelliere una facetta che arma tutta quella folla ricetta. Gente Efese. Chi non sa che la città Efese tiene chi lo tempi Artemide, dea così rossa, e che statua soia c'è caduta a cielo. Nessuno è capace di tutti questi fatti. È meglio per questo, che non va muinate, non facete cose insensate. Voi avete portato a casa certi uomini che non hanno fatto inchiavare chi lo tempi, e non hanno fatto manco a stare contro la dea nostra. Per questo veriche, si da mettere tutta la refice che stanno insieme con essa, tengono a fare un'accusa contro qualcuno. Ci stanno perché sei tribunale e ci stanno pure i giudici. Portassero queste accuse in dei tribunali e innanzi ai giudici. Se poi voi volete lasciare con cada cosa, che essa potrà recidere in un'adunanza ordinaria. Non avete pensato che non ci stavo pericolo di essere accusati a revuoto per tutto quello che è successo oggi? Che ragione potremmo portare noi per ci difendere che abbiamo accucchiato tutta questa gente? E con queste parole che il cancelliere, la città, facette sciogliere l'adunanza.